diretta su Telefriuli con questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Politica questa sera al centro della discussione, in particolare il percorso che ci porterà verso le comunali di Udine nel 2023, naturalmente un tema del quale si parla da tempo. C'è stata forse un'accelerazione in questi ultimi giorni legata anche ad alcune dichiarazioni del sindaco di Udine Pietro Fontanini rilasciate proprio a Telefriuli. Aveva sostanzialmente fatto emergere qualche dubbio sulla possibilità della sua ricandidatura, aveva parlato di Udine, città ingrata. L'abbiamo risentito nuovamente anche oggi, avete sentito l'intervista nel corso del nostro telegiornale. Il sindaco di fatto dice: ho raccolto solidarietà da parte dei cittadini ma anche da parte di esponenti politici, ci sto ancora pensando, non ho sciolto le mie riserve, ma insomma se si dovesse andare al voto domani mi ricandiderei. Tanti ragionamenti aperti, ci sono dei vertici di maggioranza, c'è l'assemblea del Partito Democratico, tanti i ragionamenti aperti, mancano ancora diversi mesi all'appuntamento elettorale, ma insomma cominciano a scaldarsi i motori e poi appunto ciclicamente qualche evento, qualche dichiarazione che fa sì che si spinga sull'acceleratore. Di questo parleremo nel corso della serata, lo faremo con gli ospiti che vado subito a presentarvi. Parto dalla mia destra, saluto e ringrazio per la sua presenza Alessandro Ciani, buonasera, grazie per essere con noi, assessore e consigliere comunale di Udine in rappresentanza della Lega. Saluto e ringrazio per la sua presenza anche Luca Onorio Vidoni in rappresentanza di Fratelli d'Italia, anche lui consigliere comunale. Buonasera. Grazie per la presenza, ringraziamo per aver accettato il nostro invito anche Vincenzo Martinez in rappresentanza del Partito Democratico, consigliere segretario cittadino del Buonasera. PD. Un saluto e un ringraziamento anche a Rosaria Capozzi, consigliere comunale in rappresentanza del Movimento 5 Stelle e poi un saluto a Nicola Turello che questa sera rappresenta il terzo polo, segretario provinciale di Udine di Azione. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, per cominciare direi di fare un po' il riassunto di quello che è successo dopo le dichiarazioni a Telefriuli di venerdì scorso del sindaco Fontanini. Partiamo da lì per arrivare fino a quanto ci ha detto oggi. Il sindaco qualche volta è anche stanco perché Udine è una città un po' difficile e in alcuni momenti anche ingrata. Se poi la gente non coglie queste importanti iniziative che abbiamo fatto, non ho grandi motivazioni. Sono parole forti, io diciamo non le direi mai. Riteniamo che non si possa più aspettare e quindi è necessario che il sindaco Fontanini sciolga definitivamente questa riserva. Al di là che Pietro sia il futuro candidato sindaco del centrodestra, e lo spero. Io vi posso dire che il centrodestra è compatto sotto tutti i punti di vista. È uno sfogo che comunque ci tocca fino a un certo punto, io credo. Alternative ce ne sono sicuramente. La stima che avevamo nei suoi confronti penso l'abbiamo già manifestata. Adesso tocca a lui. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini al microfono di Telefriuli torna a parlare delle comunali del 2023. Mi dispiace che qualcuno sia rimasto offeso perché ho detto che in qualche situazione la città si è dimostrata non molto solidale col sindaco. Quindi è ipotizzabile che Fontanini ci ripensi e nel 2023 ritorni a ripresentarsi? Fontanini sta riflettendo, non ha ripensato. Fontanini è qui, fa il sindaco, lo devo fare senz'altro ancora per 5 mesi e poi sto pensando un po' a come attrezzarmi per i prossimi 5 anni se sarò eletto. Se si andasse al voto domani lei si candiderebbe? Sì, se si va al voto domani sì, mi ricandiderei. Queste allora le dichiarazioni di Fontanini fino alle parole pronunciate oggi. Vedete intanto in sovraimpressione il nostro numero al quale potete mandarci i vostri messaggi, il 345 9956
897 per mandarci sms, messaggi WhatsApp. Fateci sapere cosa ne pensate, diteci anche che sfida vi piacerebbe immaginare per la città di Udine, quale secondo voi potrebbe essere il candidato ideale. Parto intanto con Alessandro Ciani per capire a che punto siamo con i ragionamenti. L'ha detto il sindaco più volte, mancano ancora diversi mesi, ma insomma le sollecitazioni ci sono, intanto anche quando è fissato il vostro vertice di maggioranza, che ragionamenti insomma state portando avanti? Ci vedremo la prossima settimana a livello di maggioranza. Penso che il sindaco Fontanini in queste ultime settimane abbia voluto verificare due precondizioni per una sua eventuale ricandidatura, cioè il fatto che la maggioranza che attualmente lo sostiene sia compatta nel volerlo sostenere per altri 5 anni e che la maggioranza che lo sostiene sia convinta e orgogliosa della bontà del lavoro svolto in questi 4 anni e mezzo. E mi sembra che la maggioranza condivida entrambe le cose, che queste precondizioni si siano verificate entrambe positivamente. Ora insomma, spetta a lui, è giusto che lui si prenda il tempo che ritiene per decidere, però penso che, insomma, che l'unità del centrodestra non sia stata scalfita da 4 anni e mezzo molto difficili in cui abbiamo governato la città, e ritengo che l'abbiamo governata bene e che la città che lasceremo nel 2023 sia una città nettamente migliore rispetto a quella del 2018, e quindi io ovviamente auspico che Pietro Fontanini sciolga la riserva ricandidandosi e mantenendo quell'unità del centrodestra che è riuscito a mantenere in questi anni. Vidoni, la posizione di Fratelli d'Italia. Beh, la posizione di Fratelli d'Italia, che la stiamo ribadendo anche in questi ultimi giorni, è che se Fontanini dovesse sciogliere definitivamente questa riserva, e noi lo auspichiamo nel più breve tempo possibile, ovviamente avrà il nostro appoggio. Io ritengo che dobbiamo essere orgogliosi di questa amministrazione e del lavoro che è stato fatto dall'amministrazione, dal sindaco, da tutti gli assessori e da tutta la squadra in questi 4 anni e mezzo ormai, quasi 5. Quindi lunedì poi ci troveremo, come ha già anticipato l'assessore Ciani, ci troveremo con tutta la maggioranza, ovviamente inizieremo anche a parlare di quelli che potranno essere ovviamente gli obiettivi dei prossimi mesi e della campagna elettorale. Ritenete che la data di lunedì sia quella in cui riceverete una risposta da parte del sindaco, che non sembrava molto orientato, almeno in quello che ha detto questi giorni, a decidere in tempi così brevi? Oddio, penso di no, però ribadiremo lunedì di darci una data in cui questa riserva potrà essere sciolta. Io penso che quando un candidato sindaco uscente al primo mandato vuole ricandidarsi, penso che si debba dargli comunque l'opportunità e quindi avrà il nostro sostegno. Vado da Vincenzo Martinez perché c'è un appuntamento importante anche per quanto riguarda il PD, l'assemblea di venerdì. Non sarà l'assemblea nel quale deciderete il candidato sindaco, questo insomma l'ha più volte ribadito, però ecco, ascolterete sicuramente, tirerete un po' le fila dei ragionamenti che sono stati fatti a livello di circoli nel territorio. Sì, noi partiamo da una considerazione che l'uscita del sindaco Fontanini è figlia di un fatto precedente, cioè delle elezioni nazionali. Le elezioni nazionali, se noi guardiamo i numeri a Udine, ci dicono che il fronte che si oppone che si è opposto all'attività del sindaco ha ottenuto un risultato aritmetico, cioè sommando tutti, superiore al centrodestra. Questo evidentemente vuol dire molte cose sia per chi ha governato fino adesso sia per quanto riguarda noi. In politica l'aritmetica non esiste, evidentemente, però è anche vero che l'attività che abbiamo svolto politicamente in città, opponendoci tutti insieme alle attività di questa maggioranza, evidentemente qualche risultato l'hanno ottenuto. L'hanno ottenuto perché appunto c'è stata un'attenzione nei nostri confronti parlo di un'area progressista che va al di là del centro-sinistra, che ha un potenziale per poter vincere le prossime elezioni, vuol dire che noi abbiamo fatto un buon lavoro,
e vuol dire che ci sono anche dubbi sull'azione amministrativa del sindaco. Ora c'è un problema però, che dobbiamo affrontare tutti insieme rispetto alle forze che dicevo sono l'opposizione di Fontanini, e cioè di capire qual è l'effettiva coalizione che può presentarsi in opposizione a Fontanini o chi per lui con il centrodestra. Quindi questo secondo me è il tema politico dei prossimi giorni e delle prossime poche settimane, perché abbiamo bisogno anche di fare con una certa velocità. Cioè il tema è che coalizione, che gruppo di lavoro offriamo agli udinesi per dire che questo gruppo di lavoro potrebbe vincere le elezioni e mandare a casa Fontanini alla destra. Sentiamo che aria si respira in casa 5 Stelle in attesa, no, di un vertice con il vostro leader Giuseppe Conte che darà delle indicazioni importanti proprio su questo fronte, quelle delle coalizioni, ovviamente l'appuntamento di Udine ma naturalmente anche le regionali per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Sì, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo assunto ancora alcuna posizione, né abbiamo siglato alleanze con nessuno, abbiamo ancora dei ragionamenti da fare al nostro interno, infatti nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra il nostro coordinatore regionale Luca Sut e il nostro capo politico Giuseppe Conte, dove verranno appunto sciolte alcune riserve tanto su quelle che sono le comunali, in particolar modo Udine, e tanto per quello che riguarda la nostra regione. È chiaro che i nostri ragionamenti, anche nel momento in cui ci approcceremo alle altre forze politiche, verterà soprattutto sui temi. Quello che ci interessa sono quelli. Sarà difficile infatti siglare un'alleanza con una forza politica, e faccio un esempio anche abbastanza estremo, con una forza politica che sarà favorevole ad un inceneritore. Quindi, ripeto, noi lavoriamo sui temi e siamo concentrati su quello. La nostra moneta di scambio sarà solo quella. Ecco, dovremo trovare piena sintonia sui temi, ma non ci interessano poco i nomi o comunque quello o quell'altro candidato. Quindi i temi e un'eventuale convergenza Sì. rispetto a quelli e dunque ai programmi. Ecco, Martinez prima faceva riferimento ai numeri che ci sono stati consegnati dalle politiche, dalle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare i numeri che riguardano poi la città di Udine, che sono un po' diversi dal dato regionale. Su questo torneremo, ma ecco, il terzo polo che ha ottenuto su Udine un risultato molto importante, decisamente superiore insomma, rispetto alla media, perché siamo pochissimo al di sotto del 13%. Che ragionamenti sta facendo? A che punto siete del vostro orientamento verso le comunali del 2023? Il terzo polo appunto è nato come alternativa, diciamo, a una politica che si è cristallizzata in due poli dove praticamente esisteva tutto il contrario di tutto, e questa posizione, diciamo, dettata a livello nazionale ci ha visti premiati a livello regionale, ma in particolare nella città di Udine, che abbiamo raggiunto appunto quasi il 13%. Quindi questa è, diciamo, la dimostrazione che Udine ha bisogno anche di una forza moderata che non si cristallizzi appunto in due grossi poli, diciamo, caratterizzati dal populismo a livello nazionale. Però sappiamo anche che pragmaticamente, come tra l'altro ci contraddistingue diciamo, il sistema elettorale delle elezioni amministrative, chiaramente ci vede favorevoli a una coalizione. Una coalizione che chiaramente però deve avere un candidato che sappia dialogare, diciamo, a pari, diciamo, dignità con tutte le forze politiche e chiaramente sui temi e sui programmi, come diceva la collega dei 5 Stelle, dove ad esempio lei ha fatto l'esempio dell'inceneritore, al di là poi che riguardi o meno il territorio di questa città, però il tema infrastrutture, il tema su altri elementi, diciamo, ci vedono molto distanti, e tra l'altro è stato lo stesso Luca Sut che ha dichiarato che appunto dove c'è il terzo polo loro non ci saranno, quindi qui ci sarà un grosso lavoro nel caso di una coalizione per un grosso lavoro di tessitura per far sì che questi programmi riescano a trovare un punto di incontro.
Cercheremo poi di capire verso quale coalizione, ma insomma abbiamo tempo per affrontare tutti i temi e andremo anche a vedere un po' i numeri, come dicevamo, di queste elezioni politiche, per capire se qualche indicazione da lì arriva e quale indicazione eventualmente. Intanto ci state scrivendo, stanno arrivando i primi messaggi, facciamo una veloce pausa per la pubblicità, poi andiamo a vedere che cosa ci state scrivendo. A tra poco. E allora rieccoci nuovamente in diretta su Telefriuli, avete cominciato a scriverci, stiamo parlando del percorso che porterà Udine verso le elezioni comunali, e allora ci state scrivendo, facciamo un po' la sintesi anche rispetto alle diverse posizioni espresse. Allora qualcuno ci dice che Fontanini è da tempo in politica, sarebbe forse arrivato il momento di lasciare spazio a candidati più giovani. E poi qualcuno, Francesco da Trieste, così si firma questo telespettatore, dice: è vero che i friulani sono strani, ma votare sindaco un candidato che già ora dice di essere demotivato mi sembra proprio troppo. Qualcun altro scrive: l'importante, visto che vi chiedevamo insomma anche di farci sapere quali potrebbero essere i vostri candidati ideali, ci scrive un altro telespettatore: l'importante sono i progetti, la determinazione poi di volerli realizzare, questo conta più dei nomi. E ancora Michelini ha competenze e capacità per guidare la città, dovrebbe però migliorare la parte della comunicazione, forse è giusto cambiare. Questo telespettatore aggiunge: spero comunque che vinca la destra. E poi chiedevamo dei candidati pensando già direttamente all'appuntamento con le amministrative, però c'è chi ci scrive: sogno le primarie con Onsel e De Toni. Questo è quanto ci state scrivendo. Abbiamo insomma fatto un po' anche la sintesi tra diversi messaggi che sono arrivati. Riparto allora da Ciani, insomma, a par di capire che Fratelli d'Italia, comunque gli alleati, si aspettino una decisione in tempi brevi da parte del sindaco Fontanini per poi impostare comunque un percorso da qui all'appuntamento elettorale. Secondo lei quanto tempo si prenderà il sindaco prima di decidere, o, come di fatto anche già detto, si aspetta qualche segnale preciso e forte proprio dagli alleati? Io penso che i segnali molto precisi siano già arrivati, quindi che la decisione verrà comunicata da parte di Pietro Fontanini in tempi piuttosto brevi, anche perché ritengo che abbiamo bisogno di una campagna elettorale in cui poter spiegare con maggiore forza, con maggiore consapevolezza e chiarezza il grande lavoro che abbiamo svolto. Ecco, io lo ribadisco, la maggioranza è molto unita e molto consapevole delle tantissime opere che sono state fatte in questi anni, dei tantissimi cantieri che sono ancora aperti e che riusciremo a chiudere entro la fine del mandato. Per fare una campagna elettorale convincente nei confronti dell'elettorato abbiamo bisogno di tempo, e in questo concordo con gli alleati. D'altra parte però, permettetemi di dire, fare il sindaco, fare l'amministratore è un compito molto molto difficile, molto pesante anche fisicamente, emotivamente, e quindi è anche giusto che insomma, Pietro Fontanini si prenda il tempo che gli serve, ma insomma le elezioni sono tra pochi mesi, quindi è evidente che la riserva verrà sciolta in tempi brevi. Vado da Vidoni. Abbiamo sentito nel breve servizio che riassumeva un po' quanto accaduto da venerdì ad oggi, abbiamo sentito tra le altre le parole anche di Govetto, che diceva, beh, insomma, attenzione che eventualmente di alternative ce ne sono, facendo riferimento ovviamente a un nome di candidato alternativo rispetto a quello di Fontanini. È davvero così, perché comunque dopo quelle parole di Fontanini, insomma, i partiti si sono guardati
guardati in faccia, si sono chiesti quale altra carta poter giocare se non sarà quella di Fontanini, tenendo conto ovviamente che un sindaco uscente che si ricandida ovviamente non è la garanzia del successo, del risultato scontato, però è un punto di partenza di non poco conto. Esatto, è un punto di partenza e infatti proprio per questo noi vogliamo che il sindaco Fontanini appunto vada a sciogliere questa riserva nel più breve tempo possibile. Attualmente alternative io non ne vedo, anche perché appunto vogliamo prima attendere la decisione di Fontanini. Ovviamente poi penso che al di là dei nomi, la coalizione ovviamente di centrodestra è una coalizione unita, però penso poi che bisognerà iniziare a parlare del programma elettorale, di quelli che possono essere ovviamente i progetti futuri. Ovviamente, come ha detto anche l'assessore Ciani, noi in questi anni abbiamo fatto tantissime cose, tantissimi investimenti e io credo ci sia stato veramente un cambio di passo rispetto a prima e rispetto alle amministrazioni precedenti, soprattutto rispetto agli ultimi 15 anni prima che il centrodestra arrivasse al governo della città, e noi credo che dobbiamo essere orgogliosi e quindi nelle prossime settimane andremo a comunicare con più forza quello che è stato fatto. E questo un po' lo chiedeva il sindaco che ha più volte detto quello è stato uno sfogo personale, in un momento insomma magari anche fatto di un po' d'amarezza, però ce lo stanno confermando alcuni telespettatori che scrivono, qualcuno l'ha vissuta come una mancanza di rispetto nei confronti del cittadino, no? Quella parola Udine ingrata a qualcuno insomma... Sì, era forse stata una parola forte, il sindaco ha avuto un momento così un po' di scoraggiamento forse, non dimentichiamoci che i sindaci e gli amministratori, ma soprattutto i sindaci, sono ogni giorno sotto pressione, quindi... Martinez, torniamo per un momento ai numeri, andiamo a vedere che cosa ci hanno consegnato le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, andiamo a vedere insomma un po' di numeri che ci raccontano in termini di alleanze, insomma di coalizioni, che cosa potrebbe succedere. Poi insomma sappiamo, stiamo parlando di politiche da un lato e di amministrative dall'altro, prendiamo insomma tutto con le pinze, però un'indicazione qui arriva. Il centrodestra a Udine ha ottenuto il 39,92% delle preferenze. A Udine la coalizione di centro-sinistra il 32,29%. C'è poi un quasi 13%, 12,99%, che è il risultato del terzo polo, e un 7,29% che è il risultato del Movimento 5 Stelle. Allora, uno dei ragionamenti che è stato fatto è questo: attenzione, e lei l'ha detto più volte, non ragioniamo già sul ballottaggio, pensiamo a presentarci uniti al primo turno, che forse è meglio così. Sì, io rimango convinto di questa considerazione, perché comunque abbiamo a che fare con un sindaco uscente, quindi come dire, un piccolo vantaggio ce lo potrebbe comunque avere. I numeri che avete indicato ci dicono che a Udine c'è un'attenzione nei confronti dell'opposizione, intesa in senso ampio, molto importante, perché se avessero fatto così bene come dicono i colleghi presenti qui stasera della destra, forse il risultato non sarebbe stato quello che vediamo in televisione. Credo che gli udinesi abbiano tenuto in parte almeno conto di quello che sta succedendo in città. Quindi noi siamo altamente competitivi se siamo uniti. E devo anche ricordare a tutte le forze progressiste che c'è un altro rischio che riguarda tutti noi e prima di tutto coloro che si candidano a cambiare questa amministrazione, e cioè che è l'affluenza al voto. L'affluenza al voto la scorsa volta, nel 2018, alle amministrative, fu al primo turno del 58%. Oggi alle politiche, 20 giorni dopo, è al 32%.
sono del 64%, 7 punti in meno rispetto alle politiche del 2018. Quindi il mio timore è che anche a Udine purtroppo succeda, come succede in altre città, che la presenza del voto si abbassi ancora. Allora se noi dobbiamo costruire, parlo come area progressista, una controffensiva politica di progetto dedicato alla città di Udine, dobbiamo, uno, portare tutti a votare, tutta la gente che pensa che sia ora di cambiare, dobbiamo portarli a votare. Per portarli a votare dobbiamo avere un progetto, dobbiamo avere una coalizione unita e secondo me questa coalizione deve essere unita fin da subito. Se noi dovessimo trovarci al primo turno, questo è quello che pensiamo noi come Partito Democratico, divisi, il rischio è che finisca come a Trieste. Ecco, riprendo un suo passaggio. Allora, intanto presentiamoci già uniti fin dal primo turno e con l'unione facciamo già qualcosa di buono. Il tema poi dell'astensionismo. Sostanzialmente ritenete che coloro che non vanno a votare, convinti, riappassionati alla politica, convinti ad andare alle urne, porterebbero più voti dalla vostra parte? No, io dico che chi si riconosce in un progetto alternativo alla destra, insieme a coloro che sono già convinti di votare Forza di Progresso, se trovano un'alleanza ampia e dei progetti validi, vengono a votare, altrimenti non vengono a votare. E chi vi parla questa cosa l'ha vissuta anche direttamente 5 anni fa, 4 anni fa, quando era. Quindi questa non è una questione di lana caprina, è dimostrare che gli udinesi, cioè le forze politiche civiche udinesi, progressiste del centro-sinistra allargato, sono capaci di stare assieme e di occuparsi della città di Udine. Questa non è una battuta a caso, ovviamente. Ecco, detto questo, mi pare di capire che dove ci sarà il terzo polo non ci sarà il Movimento 5 Stelle e insomma, quindi questo apre già non è detto, è detto o non è detto? No, bisogna ragionare non insieme. È detto, penso, dice il Movimento 5 Stelle, il terzo polo cosa dice? Dipende. Questo schema di dire delle grandi coalizioni non si può fare tutto il contrario di tutto, quindi se c'è un programma coerente con tutti c'è la possibilità di farlo, altrimenti se io dico una cosa e lei dice il contrario di quello che dico io, è inutile fare numeri per vincere ma poi non governare. Infatti. E questo è un ulteriore passaggio che stiamo facendo. Intanto ci stanno arrivando altri messaggi. Allora si diceva prima di un sindaco sotto pressione e un telespettatore dice va bene, sotto pressione fino a un certo punto, Fontanini ha ricoperto diverse cariche politiche, insomma è stato anche in Parlamento, dovrebbe essere abituato alla pressione a cui i rappresentanti insomma, politici sono sottoposti. Qualcuno dice bravi tutti, tuttavia tenete conto nelle alleanze che c'è anche il Movimento 5 Stelle, lo abbiamo detto sin dall'inizio, attendiamo che l'incontro tra Conte e Sud per capire quali saranno le indicazioni, abbiamo capito che al momento non ci sono preclusioni, che possono rimanere aperti tutti i ragionamenti, attendiamo ovviamente indicazioni. Qualche telespettatore, vabbè, e questo ci conferma quanto dicevamo prima, sostiene di fatto che l'astensione continuerà o comunque fa sapere di essere sfiduciato dai politici e dalla politica. Poi c'è anche un telespettatore che dice il migliore candidato di tutti sarebbe Sottil sindaco. Insomma, vabbè, diamo giustamente conto anche di queste indicazioni, visto che non c'è preclusione rispetto... mantiene la media di settembre. Questo però farselo promettere, chi lo sa, la vediamo dura. C'è ancora il tema primarie che c'era stato insomma sollecitato anche dai telespettatori. Su questo Martinez? Ma è abbastanza semplice, le primarie sono un ottimo strumento se c'è prima di tutto una coalizione e se la coalizione desidera farlo, nessuno può imporre le primarie a nessuno.
E quindi tempo fa io stesso fui uno a dire che forse questo poteva essere uno strumento positivo. Poi ci sono state le elezioni nazionali, questo hanno rotto alcuni equilibri, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, anche su questo vorrei fare un appello alle forze progressiste udinesi e a dire guardate che dobbiamo fare uno sforzo anche a far sì che si parli della città di Udine, cioè che la città di Udine sia capace di una certa autonomia rispetto anche alla politica nazionale. Lo dico prima di tutto nei confronti del Partito Democratico, ritengo che sia un ragionamento corretto anche da fare insieme alle altre forze progressiste, anche perché noi nel tempo abbiamo collaborato molto insieme in questi 5 anni per dimostrare che è possibile lavorare insieme. Quindi le primarie sono uno strumento purché ci sia una coalizione, purché tutti siano d'accordo, perché altrimenti diventa un fattore divisivo. Allora, ci fermiamo, andiamo in pausa per la pubblicità, intanto c'è anche un telespettatore che ci scrive: sindaco di Udine, il capogruppo ANA di Udine Sud. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Eccoci allora nuovamente in studio, in diretta con Elettroshock. Guardiamo alle comunali di Udine 2023, intanto ci state continuando a scrivere, abbiamo già 2 adesioni per quanto riguarda la candidatura a sindaco del capogruppo ANA di Udine Sud. Qua insomma sarà bene indagare. Stavamo ragionando prima sui risultati che ci sono stati consegnati dalle elezioni politiche del 25 settembre per capire insomma il peso delle alleanze da una parte e dall'altra. Torniamo per un attimo alle elezioni del 25 settembre perché il giorno dopo c'è stato un dibattito in studio per insomma commentare ovviamente i risultati delle politiche e già si cominciava a ragionare sui numeri relativi alla città di Udine. In studio c'erano tra gli altri Isabella De Monte in rappresentanza del Terzo Polo e Cristiano Sciaurli, che all'epoca era appunto segretario regionale del Partito Democratico. Andiamo a vedere che cosa è successo quel giorno e anche quali sono state le dichiarazioni dei giorni successivi. Vediamo. A tutto questo entusiasmo intorno al lavoro di Fontanini io non lo vedo, i cittadini giudicano, in questo momento il Terzo Polo a Udine appunto rappresenta il 13% ed è sopra la Lega a Udine. In questo momento penso che sulle amministrative si debba fare un ragionamento vero e si possa tornare a sedere attorno a un tavolo. Io credo che però vada chiarito se fare la terza gamba e il Terzo Polo significa essere disponibili a destra come a manca. Per le prospettive noi abbiamo dimostrato, credo, una disponibilità chiara a livello comunale di Udine e poi è evidente che nel frattempo sono anche intercorsi dei cambiamenti e questi cambiamenti sono l'aver avviato questo tipo di alleanza non solo elettorale ma proprio politica con un altro partito e con un altro movimento regionale. Quindi senza voler escludere niente noi dobbiamo chiarirci tra di noi. Nel momento che il centrodestra candida De Toni noi lo sosteniamo. Una mossa che spiazza tutti e rischia di mandare in confusione entrambe le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, lancia il primo grande nome nella corsa elettorale del comune di Udine. È l'ex rettore Alberto Felice De Toni, corteggiato per lungo tempo dal centrosinistra, non ignorato nemmeno dal centrodestra. Il nome viene fatto nel corso della conferenza stampa per fare un bilancio delle elezioni nazionali e il Terzo Polo lo fa proprio come a lanciare un messaggio: noi saremo l'ago della bilancia. Riparto da Turello a questo punto, commentando un po', no? Anche qui abbiamo riassunto quello che è successo tra il 26 di settembre e il 1° di ottobre. Allora, a che punto, cioè, cosa possiamo aggiungere a questo ragionamento, come lo leggiamo con il senno di poi? C'è questo nome che è quello insomma, del professor Alberto Felice De Toni, che è insomma, uno di quelli che si fanno attualmente per quanto riguarda il centro-sinistra. Rosato, tracciando un bilancio del risultato delle politiche, appunto aveva fatto questa affermazione che non è sfuggita. Dovesse essere il candidato del centrodestra,
ci siamo. Mi pare che l'ipotesi sia stata subito scartata dallo stesso ex rettore De Toni, il quale appunto ha dichiarato di essere disponibile ad una forza larga civica, diciamo, che quindi comprenda tutti quei movimenti che sono in grado di costruire una coalizione alternativa all'attuale amministrazione. Come dicevamo prima, credo che la possibile coalizione è anche auspicabile da un punto di vista proprio delle regole elettorali che riguardano le amministrative, dipendono molto anche proprio dalla figura del candidato. L'ex rettore De Toni è sicuramente una figura autorevole, che è in grado di garantire importanti relazioni, diciamo, che vanno oltre la città, ed è un elemento, diciamo, fondamentale per la crescita del territorio. Una credo delle critiche più importanti che viene fatta a questa amministrazione è quella di non aver guardato un po' al di fuori del territorio comunale, mancando proprio quel ruolo di guida di un hinterland che faccia crescere proprio il territorio e di conseguenza tante, diciamo, carenze che il Friuli negli ultimi anni, diciamo, sta denunciando anche a livello di rappresentanza politica, come vediamo ultimamente negli ultimi anni. Quindi è una figura sicuramente autorevole, certo che poi il tutto va misurato, come dicevamo prima e come ha fatto ben notare un telespettatore, cioè bisogna parlare di programmi, di quello che si vuol fare, vedere se ci sono le coincidenze tra le forze politiche e quindi capire poi se il candidato è in grado di tirare le fila e tessere, diciamo, buoni rapporti tra le forze politiche e quindi dare pari dignità alle stesse. Le decisioni dove verranno prese? Poi questa è una domanda che farò anche a Martinez. Si prendono su questo territorio, si aspettano indicazioni che arrivano da fuori, che arrivano da Roma? Come funziona? Lo chiedo intanto. No, per noi assolutamente vengono prese in autonomia qui. Difatti quello che diceva la collega di 5 Stelle, secondo me è qualcosa, diciamo, non accettabile che un accordo politico di livello nazionale poi si cali sulle amministrative di una città dove le dinamiche sono sicuramente diverse, cioè chi ha fatto esperienze amministrative, chi ha fatto il sindaco sa benissimo che nei comuni è fondamentale più l'amministrazione che la politica. I tanti problemi che quotidianamente un sindaco affronta, al 99,9% diciamo, non hanno un vero colore politico, fermo restando le sensibilità di ognuno di noi, però diciamo che tante volte il fondamentale è riuscire a calare nella realtà la soluzione dei problemi che tante volte magari rimane sospesa nell'ambito, diciamo, delle delibere di quant'altro che invece poi devono essere applicate. Prima di sentire il Movimento 5 Stelle un'ultima cosa, perché lei appunto qualche giorno fa diceva entrambi i nomi dei possibili candidati per la diciamo, coalizione di centrosinistra, che sono quello del professor De Toni e di Alessandro Venanzi, sono entrambi nomi diciamo, autorevoli per quanto riguarda il terzo polo. Su entrambi si può ragionare, fermo restando la convergenza su alcuni, immagino, punti programmatici che riterrete o presenterete come, insomma, fondamentali per voi. Sì, credo che tutti e due i nomi per aspetti diversi siano autorevoli da un punto di vista amministrativo. È evidente che poi, appunto, come ho già detto più volte, bisogna capire quale è in grado di dare una rappresentanza più ampia e unitaria a questa coalizione, che deve saper dialogare in maniera unitaria e non contraddittoria, proprio per garantire alla città una vera amministrazione, non solamente una coalizione fatta per vincere, che è un effetto, diciamo, che abbiamo visto ampiamente negli ultimi 30 anni, soprattutto a livello nazionale, dove si è messo insieme tutto pur di vincere, ma poi si è caduti costantemente e diciamo abbastanza frequentemente nei governi tecnici proprio per le gravi contraddizioni che c'erano all'interno delle coalizioni. Torno da Rosaria Capozzi. Dunque, chi decide? Decide Conte, decide Sut, decidono i rappresentanti dei 5 Stelle di Udine. Chi decide? Ma in realtà voglio anche rispondere al collega Turello. Non decide, o meglio, Conte sì avrà la sua per quanto riguarda più che meno per quello che riguarda le alleanze che siano appunto coerenti con i nostri principi e con i nostri programmi.
però abbiamo sempre avuto e goduto di una certa autonomia decisionale a livello locale, ma questo è avvenuto avverrà non soltanto qui a Udine, ma è avvenuto anche in altre realtà, dove appunto si è un po' divisa la dimensione locale rispetto a quella tanto regionale e tanto nazionale. È chiaro che la sintonia con alcune forze politiche ci vede in difficoltà, ma perché ci stanno delle situazioni che si sono create ad altri livelli che inevitabilmente si riflettono anche sul locale. Quindi bisogna pensare ovviamente ad una coalizione che sia coerente, ma soprattutto che sia coerente con i nostri programmi, i nostri temi, quello che ci ha a cuore. E soltanto questa è la chiave di volta che ci consente a tutti di poter creare un'alternativa all'attuale destra che governa appunto la nostra città. E allora ritorniamo dalla maggioranza, torno da Ciani e da Vidoni. Insomma, visto che si è parlato di nomi, mi pare di capire che si stiano facendo un po' di pressioni sul sindaco Fontanini perché sciolga in tempi brevi le riserve, ma che poi alla fine tutti contino che quello sia il candidato sul quale scommettere per le comunali del 2023. Così, Ciani? Ma sì, io sono un po' di parte perché 4 anni e mezzo fa Pietro Fontanini, quando io avevo 27 anni, mi ha fatto fare l'esperienza più bella della mia vita, quindi è ovvio che abbia un rapporto non solo politico ma anche umano nei confronti del sindaco, che mi spinge a desiderare il fatto che lui si ricandidi. È evidente insomma che questa unità sia un punto di partenza molto forte del centrodestra rispetto all'attuale opposizione. Il fatto che noi abbiamo governato, non ci siamo divisi in questi anni di governo, rappresenta un ulteriore elemento di forza, ora c'è da concretizzarlo. È evidente che insomma, il mio partito in primis non vede l'ora di poter partire con la campagna elettorale e auspica fortemente che Pietro Fontanini faccia il candidato sindaco. Non significa tirarlo per la giacchetta o volergli far fare un passo più lungo della gamba. Vuol dire che siamo assolutamente convinti di quello che è stato fatto. Abbiamo anche commesso degli sbagli, chiunque governi in momenti difficili può anche commettere degli sbagli, ma penso ecco, che quanto sia stato fatto porti agli udinesi una città migliore nei 5 anni di governo. Abbiamo detto di questo sfogo personale, così poi lo ha definito Fontanini, no? Questo mettere in dubbio la possibilità di ricandidarsi. Sono frasi le sue che hanno spiazzato qualcuno tra gli alleati, hanno fatto mettere le mani tra i capelli a qualcun altro. C'è anche detto, beh, questo però è frutto di quello che potremmo definire fuoco amico. È un'ipotesi verosimile? No. Qualche giorno fa un consigliere comunale di maggioranza mi ha fatto vedere delle dichiarazioni di Onsel che io francamente non mi ricordavo, in cui Onsel, da sindaco di Udine, disse che fare il sindaco è un supplizio. Onsel ha fatto il sindaco per 10 anni e alla fine del suo secondo mandato è stato votato da moltissimi udinesi per andare in consiglio regionale. Quindi insomma delle uscite, degli sfoghi da parte dei sindaci penso che siano umanamente anche accettabili, perché lo ribadisco, ma fare il sindaco è veramente un mestiere molto molto complesso che porta evidentemente a livelli di stress per tutti, per i sindaci di destra, di sinistra, dei 5 Stelle. È un mestiere veramente complesso, quindi penso che dei momenti di scoramento ci possano essere, ma insomma lungi da un politico molto intelligente come Pietro Fontanini di mancare di rispetto alla città che l'ho eletto. Vado da Vidoni, ma dopo queste dichiarazioni c'è stato un momento in cui all'interno di Fratelli d'Italia vi siete chiesti, dovessimo scegliere noi, dovessimo indicare noi una persona come candidato, chi indicheremo? Ve lo siete posti il problema? Avete immaginato una vostra alternativa da mettere sul tavolo? Come ho detto prima, allora alternative potrebbero esserci anche dei nomi autorevoli, però adesso tutto la decisione sta al sindaco. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo sempre detto e abbiamo sempre sostenuto che lo appoggeremo se lui dovesse sciogliere positivamente questa riserva. Lunedì ovviamente nella nostra riunione di maggioranza che
speriamo ci sia questo confronto serio e franco, ovviamente gli chiederemo dei tempi certi, quindi non significa aspettare Natale, ma entro le prossime settimane. Allora ci fermiamo, un'ultima pausa per la pubblicità, poi avremo gli ultimi minuti da trascorrere insieme ai nostri ospiti. A tra poco. E allora abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme con le ultime battute dei nostri ospiti. Riparto allora da Martinez. Abbiamo capito che, in attesa che comunque delle indicazioni arrivino, non ci sono al momento preclusioni insormontabili, mettiamola così. Ovviamente convergenza sui programmi, questo insomma, mi pare anche piuttosto scontato. Che tempi vi siete dati? No, i tempi non sono ancora definiti, posto che effettivamente adesso diciamo che entro fine anno una valutazione di sintesi andrà fatta. Insomma, adesso mi sento di dire questo perché è oggettivamente importante che dall'inizio del prossimo anno ci sia una campagna elettorale condivisa a parte di tutti. Io volevo dire che sono però ottimista sul fatto che ho visto lavorare insieme forze politiche di opposizione in questi 4 anni e mezzo, dialogare il Movimento 5 Stelle con il movimento di Bertossi, il PD, con Pirone, tutti insieme abbiamo fatto dei percorsi per cui è evidente che i grandi temi trovano delle sintesi positive fra di noi. È chiaro che ci sono delle questioni che ogni forza politica vorrà porre con un fuoco particolare per far capire che quelli sono elementi distintivi dai quali non si può prescindere. Però detto questo io ho visto una collaborazione delle forze civiche e politiche udinesi di opposizione molto chiara. Quindi noi abbiamo una responsabilità nei confronti degli udinesi, questo mi sento di dire, è quello di offrire un progetto unitario, il più ampio possibile, che faccia capire che in questo modo abbiamo grandi opportunità di vincere e di modificare l'amministrazione di Udine. Allora, questo mi pare un suonar la carica da un certo punto di vista e magari volendo leggere tra le righe evitiamo di ritrovarci a un certo punto a commentare i numeri e dire il risultato che avremmo potuto ottenere se anziché andare per strade diverse avessimo deciso già dal primo turno di andare insieme. Allora, sentiamo anche Rosaria Capozzi così per tirare un po' le somme rispetto a quanto è emerso stasera. Beh, non faccio un ragionamento molto differente dal collega Martinez. In questi anni abbiamo lavorato proficuamente e in sintonia con tutte le forze dell'opposizione qui a Udine, ma anche con le forze civiche. Si è sviluppata una sintonia che è anche proseguita in alcuni lavori che ci hanno visti seduti agli stessi tavoli, quindi è chiaro che se si volesse pensare ad un'alternativa politica alla destra attuale bisogna pensare ad una larga intesa ma che ci veda tutti quanti uniti e anche io ritengo sin da subito gli strumenti per poter superare le diversità, le reciproche differenze ci sono, basta soltanto sedersi ai tavoli e fare dei ragionamenti seri, anche perché la coerenza che viene stilata da subito è la coerenza che si avrà poi di seguito. Ecco. Lei citava prima il tema termovalorizzatore. Il termovalorizzatore ci ha portato un po' alle politiche del 25 settembre, volendo dirla veramente in estrema sintesi. C'è un termovalorizzatore Udine, cioè un tema legato a questa città rispetto al quale siete intransigenti, non prevedete neanche la possibilità di compromessi? Ma di solito sui temi che sono legati all'ambiente, siamo quelli su cui siamo proprio rigidi, ecco, e pochi inclini ai compromessi, però... non c'è un termovalorizzatore. Ecco, diciamo che la previsione di un termovalorizzatore in questo momento a Udine non c'è, non credo la proponga nessuno. Ecco. Turello. Continuando su questa scia, credo che sì, non c'è il termovalorizzatore, però
c'è un tema infrastrutture più generali che comunque diciamo, va discusso e va affrontato per lo sviluppo del territorio. Credo che tutti siano nelle condizioni di capire quanta difficoltà faccia la gente ad arrivare a Udine, quindi è una zona diciamo, certamente non facile da raggiungere dal resto d'Italia, e quindi Udine deve riuscire a ricreare diciamo, una politica di territorio, di sviluppo, di peso, affinché proprio anche nelle sedi più importanti vengano portati i temi fondamentali per lo sviluppo di questa città, una città che ogni anno vede insieme tra l'altro a tutta la regione un importante calo demografico, che forse è il tema di cui si parla troppo poco e forse è il più importante per gli anni che saranno, proprio per la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari del welfare, e quindi credo che, tornando all'argomento infrastrutture, sia un tema importante sul quale il terzo polo invece ha una visione completamente diversa, e credo che appunto siano temi da affrontare per lo sviluppo e il benessere della città, che tra l'altro dando uno sguardo soprattutto a favore dei giovani, dove noi vediamo sempre più giovani lasciare questa città e purtroppo per non tornare, e questo è uno dei più gravi problemi. Insomma, campo largo, per riassumere, potrebbe essere con attenzione. Ecco, con attenzione, campo largo con attenzione. Allora, prima di chiudere, andando a sentire la maggioranza, un paio di messaggi. Si parlava prima, no, di astensionismo, un dato ovviamente che è sempre più preoccupante, abbiamo visto ormai, insomma, è una tendenza, andando a vedere quello che è accaduto negli ultimi appuntamenti elettorali. Ci scrive un telespettatore: sono anni che l'astensionismo la fa da padrone, e questo le forze politiche lo sanno, ma non si sono mai interrogate sul perché, se non a posteriori. Un progetto politico si crea nel tempo, non negli ultimi giorni. E poi, visto che parlavamo prima anche di Fratelli d'Italia, insomma il risultato ottenuto proprio alle politiche del 25 settembre, insomma è stato un risultato clamoroso, questo è stato, dati insomma importanti anche nella nostra regione. Allora, proprio commentando quel risultato politico, dagli studi di Telefriuli Rizzetto disse sì, abbiamo questo risultato importante, non mettiamo comunque in discussione le alleanze, non andremo mai a tirare qualcuno per la giacca o a dire a fronte del risultato ottenuto qui decidiamo noi. Però ci scrive un telespettatore: per tutti noi elettori di Fratelli d'Italia è un po' una delusione non vedere un candidato di bandiera, visto che la Lega ha già Federica. Allora, noi ovviamente siamo contenti e soddisfatti anche per il risultato che Fratelli d'Italia ha ottenuto in città alle ultime elezioni politiche, dove ovviamente si è attestato come primo partito. Per quanto riguarda il candidato, io credo che la scelta di sostenere Federica sia una scelta assolutamente naturale, non vedo perché proporre un altro candidato quando mi pare che la coalizione di centrodestra a livello regionale uscente abbia amministrato bene questi 5 anni anche con i nostri consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. È chiaro che ovviamente noi adesso siamo primo partito, dopo le elezioni regionali e comunali vedremo anche i risultati che otterremo sia in regione ma anche in comune a Udine. Bene, Ciani, andando a chiudere, la palla insomma in questo momento è in mano a Fontanini, no? Siete tutti lì a aspettare di capire dove la tira, se va in rete, poi, vista ovviamente dalla prospettiva della Lega ancora di più. Sì, devo dire però che se lo conosco bene e ho la presunzione di conoscerlo abbastanza bene da tanti anni, Pietro Fontanini avrà sicuramente apprezzato questa unità della coalizione, questa voglia della coalizione di partire al più presto possibile con una campagna elettorale sostenendo lui come candidato sindaco, l'orgoglio della coalizione del lavoro svolto, la ferma convinzione di tutti del fatto che sarebbe un enorme peccato dopo 5 anni non proseguire con il lavoro svolto e riconsegnare la città alla sinistra dopo gli ultimi 15 anni di governo di sinistra che noi riteniamo assolutamente fallimentari, e quindi penso insomma che
sicuramente il sindaco avrà apprezzato il comportamento di chi lo sostiene nelle ultime settimane. Allora, appuntamento con la riunione di maggioranza lunedì, il PD intanto si ritrova questo venerdì, insomma non ci resta a questo punto che aggiornarci, capire quali saranno le prossime mosse, capire questo campo largo, di che cosa esattamente riuscirà a nutrirsi, insomma al di là ovviamente di quanto è stato detto. Insomma ci sono un po' di mosse, qualcuno resta in attesa, qualcuno aspetta indicazioni, qualcuno insomma è deciso a far sì che sia il territorio insomma a decidere. La strada, l'abbiamo detto, è lunga, ma come abbiamo ricordato nel nostro titolo, le danze a questo punto sono davvero aperte. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi qui stasera, a tutti naturalmente buon lavoro, grazie in regia Fabio Di Bernardo, Francesco Snidero, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, buonanotte.